Dopo la sfida pareggiata contro il Napoli, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Salisburgo, Marsch. In der ersten Halbzeit mit unserer Dreierkette, es war nicht so einfach zu finden, Druck in der Mittelfeld mit den Gegnern. Und sie haben so viele gute Spieler mit guten Bewegungen und sie sind sehr gut in enges Raum. Ok, la prima metà, cioè il primo tempo è stato molto difficile, è stato difficile penetrare la difesa e non è stato facile. Abbiamo cambiato molte volte soluzioni tattiche, ma è sempre difficile quando si ha a che fare con una squadra come il Napoli, che è una super squadra con dei top player all'interno, e un punto alla luce di tutto questo è per noi molto molto importante. Moment, wo hat geholfen mit unser Ballbesitz und ein bisschen mehr Kontrolle von dem Spiel. Aber Neapel ist ein super Spiel, super Mannschaft. Und sie haben sehr gute Spieler, gute Taktik, gut mit dem Ball. Und in die Ende, ein Punkt ist ganz, ganz wichtig für uns. Questa sera a San Siro il Manchester City affronterà l'Atalanta. Queste le parole del tecnico della squadra inglese, Pep Guardiola. Sarà una settimana bella da viverla. Venire a Italia è sempre un piacere. Giocare domani con l'Atalanta con la possibilità di qualificarci per ottavi finali. E poi una partita importantissima prossima fino a settimana domenica, dove mancherà ancora 3/4 parte della stagione, quindi, ma è importantissima per lo stadio e per tutti, come qua venire a San Siro sempre è una gioia. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato durante un'assemblea in Federcalcio. Noi ci impegneremo al massimo, lo porteremo al tavolo che il ministro Spadafora organizzerà col ministro dell'Interno, strumenti tecnologicamente all'avanguardia per far sì che ci sia una identificazione chiara sia del volto, sia dei soggetti protagonisti, anche da minimi dettagli, sia tutto ciò che è collegato all'audio. Non ci sarà scampo e noi non ci arrenderemo fino a quando non ci sarà la parola fine a questo scempio. È arrivata la decisione del giudice sportivo riguardo i cori razzisti rivolti a Mario Balotelli durante la partita del Brescia contro il Verona. L'autorità ha deciso di chiudere per una giornata effettiva di gara con decorrenza immediata il settore denominato Poltrone Est, a causa di cori di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi della società Hellas Verona, chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità. Il giudice inoltre ha imposto il pagamento di una sanzione di 30.000 euro alla Roma per cori di discriminazione territoriale avvenuti sabato scorso durante il match contro il Napoli.